Buongiorno, un saluto ai nostri amici telespettatori. Oggi è nostro gradito ospite il professor Giorgio Soardo, che è responsabile dell'ambulatorio delle malattie del fegato della clinica medica dell'azienda sanitaria universitaria del Friuli Centrale. Buongiorno professor Soardo. Buongiorno Isabella. Buongiorno, spero stia bene, tutto a posto. Bene. Dobbiamo parlare di fegato oggi, no? Anche perché dobbiamo capire che cosa è successo al nostro fegato, al fegato dei friulani nel periodo del Covid. Chi aveva dei problemi al fegato credo che li abbia incrementati ulteriormente. Ci spieghi un po' quella che è la situazione, anche perché abbiamo dei dati poco rassicuranti che arrivano anche dagli Stati Uniti, no? Ma anche da altre zone, dall'Europa. Il lockdown ha creato dei grandi problemi. Il problema numero uno che ha tenuto la gente in casa, e quindi la gente in casa doveva trovare delle vie, delle valvole di sfogo per cercare di equilibrare un attimino questo senso di costrizione. La seconda cosa, nella gran parte di tutti i periodi duri di lockdown, è venuta a mancare l'attività fisica. Okay. Abbiamo dei dati di questi giorni, pubblicati su riviste autorevoli, che riguardano la popolazione americana, ma che è uno specchio poi anche della nostra popolazione, che in America durante il periodo di lockdown duro, quindi zona rossa diciamo, la popolazione è aumentata di circa 2 pound, un pound sono 400 grammi di peso corporeo al mese. Quindi un anno una persona può aver acquistato dai 5 agli 8 kg di peso corporeo. E questo in particolar modo tra le persone che prima facevano una regolare attività fisica, quindi è venuto a mancare un grande dispendio di energia che questa poi si è accumulata sotto forma quasi tutta di acidi grassi nel corpo umano. Questo è uno specchio degli Stati Uniti, ma abbiamo più o meno gli stessi dati non ben documentati, ma la pratica clinica quotidiana, chi fa l'ambulatorio come noi, rivela che questi pazienti proprio loro stesso lo dicono, e noi abbiamo le misurazioni del peso corporeo di prima lockdown e durante il lockdown, quasi tutti hanno guadagnato anche qui in Friuli dai 2 ai 4 kg di peso corporeo, la media più o meno è questa. Sembra banale, ma non è così banale, perché questo ha delle grandi ripercussioni di carattere metabolico, in particolar modo sul fegato, perché come dicevo tutto questo aumento di peso, anche di pochi chilogrammi, si ripercuote quasi un aumento di peso della massa grassa e quasi tutta quella addominale. Mi tolgo una curiosità, professor Soardo, perché in questo periodo c'è molta paura ad avvicinarsi alle strutture sanitarie. Lei che appunto è responsabile dell'ambulatorio di malattie del fegato, vede un calo, state ricevendo, anche per dare un'informazione ai nostri telespettatori, non state a casa, non abbiate paura, perché c'è appunto l'ambulatorio di malattie del fegato che sta funzionando. Dobbiamo dare dei messaggi anche rassicuranti da questo punto di vista, perché c'è il terrore del Covid e quindi uno magari preferisce stare a casa, tenersi disturbi ed evitare, ma quando si è di fronte a una malattia cronica è bene ricorrere allo specialista. Allora noi durante il periodo di lockdown duro dello scorso anno siamo rimasti, diciamo così, fermi per le visite non urgenti un mese. Poi noi abbiamo sempre effettuato le visite. Noi dobbiamo dire che da gennaio tutti gli operatori sanitari che lavorano nella mia struttura sono stati tutti vaccinati contro Covid, quindi noi abbiamo una struttura protetta. La nostra azienda ha fatto dei percorsi specifici che garantiscono in maniera assoluta l'igiene e soprattutto il blocco del contagio nei pazienti che si recano presso i nostri ambulatori. Quindi l'azienda è stata veramente molto, molto attenta da questo punto di vista. Quindi le persone debbono venire, non devono disdire gli appuntamenti perché trovano una garanzia molto importante da parte del sanitario che è vaccinato, che è sicuro e che adotta tutti i sistemi possibili e immaginabili. Inoltre è molto importante che le persone vengano in visita proprio perché noi cerchiamo di dare delle spiegazioni, cerchiamo di dare tutta una serie di elementi che permettono qualche volta anche proprio di non arrivare a queste situazioni di aumento di peso corporeo che poi sono importanti per peggiorare un quadro sindromico del fegato. Dobbiamo ricordare che non si muore solo di Covid. No. Assolutamente, questo assolutamente no, e soprattutto i malati cronici
è giusto che vengano, diciamo così, visitati con le tempistiche, con gli appuntamenti corretti. Ecco, professor Soardo, mi scusi che l'ho interrotta perché mi stava spiegando appunto delle conseguenze per, per i problemi legati alle malattie del fegato. Questo, come dicevo in precedenza, sicuramente questo aumento di peso corporeo è diventato problematico perché sicuramente peggiora il metabolismo epatico, peggiora il diabete mellito e noi abbiamo una recrudescenza, seppur velata, di pazienti che hanno, diciamo così, peggiorato il controllo della glicemia. Ma riguardante il mio problema, che è quello del fegato, molti pazienti con sindrome metabolica, sindrome da fegato grasso, che oggi ha anche una nuova definizione come acronimo americano, una patologia del fegato collegata al metabolismo, aver guadagnato questo peso ha peggiorato tutte le situazioni che noi curavamo in precedenza. Inoltre, se a questo aumento di peso si associa qualche volta anche l'aumento e l'incremento dell'assunzione di alcol, certamente questo ha creato delle situazioni peggiorative, in quanto i pazienti si trovano con magari valori lievemente aumentati delle transaminasi della gamma GT, qualcuno ha peggiorato il quadro di ipertensione, di diabete, che sono le conseguenze poi di tutto questo alterazione di carattere metabolico che riguarda il fegato. Quindi un banale aumento del peso corporeo, anche di pochi chilogrammi, di questo 5% se noi possiamo definirlo, può essere talvolta dal 5 all'8%, può essere molto influenza in maniera significativa tutti i processi metabolici, fisiologici del corpo umano, e per chi ha già una patologia questo certamente è peggiorativo. Ma che cos'è questa sindrome del fegato grasso? Lo rispieghiamo ai nostri telespettatori. Il corpo umano è una macchina metabolica perfetta. Quando noi incrementiamo l'apporto nutrizionale rispetto alla spesa, cioè se noi mangiamo di più rispetto a qual è il nostro dispendio calorico, il corpo umano si difende accumulando questa quantità di energia in più che abbiamo. E quasi e sempre questa quantità di energia viene trasformata tutta in acidi grassi. Una parte di questi acidi grassi vengono accumulati soprattutto se non si fa attività fisica nell'addome, e dall'addome poi vanno a finire nel fegato. Il fegato è un altro serbatoio di accumulo di acidi grassi. Quindi questo si traduce in senso pratico l'aumento di peso, l'aumento sopra i limiti normali determina quella che noi chiamiamo una sindrome da fegato grasso, cioè il fegato che ha più trigliceridi all'interno delle proprie cellule. Di cosa parliamo? Parliamo di una malattia che è presente all'interno della popolazione mondiale, che varia dal 25 al 35% della popolazione. Quindi una percentuale molto, sono numeri importante. molto elevati, quindi un paziente su 4 in Italia presenta questa manifestazione clinica. Per fortuna questa è una manifestazione clinica, è una patologia che solo in una percentuale piccola evolve verso una malattia più importante del fegato, ma non è così piccola, si parla dal 20 al 40% dei casi, a seconda poi delle situazioni. È chiaro che questa malattia che evolve verso la forma peggiorativa, e soprattutto se il paziente ha una predisposizione genetica, noi con un gruppo di Milano stiamo studiando almeno 5 geni molto importanti che abbiamo trovato alterati e che favoriscono il passaggio da un fegato grasso semplice, che non ti dà grossi problemi, almeno di evoluzione, a un fegato grasso che evolve, e quindi la genetica gioca un ruolo molto importante, e presto avremo anche dei dati e avremo anche dei semplici esami che ci permetteranno di individuare qual è il paziente che evolverà verso questa manifestazione. Sì, quindi per fare una sorta di prevenzione. Una sorta di prevenzione, però il concetto fondamentale si parte sempre dal fatto che il corpo umano accumula in eccesso calorie che si trasformano tutti in acidi grassi. Noi dobbiamo bloccare
questo eccessivo accumulo di calorie. Attività sportiva può servire? L'attività sportiva è fondamentale perché l'attività sportiva aumenta il dispendio energetico, riduce questo accumulo di trigliceridi, migliora la funzione del fegato e oggi studi anche abbastanza non recenti, ma ribaditi anche in questo periodo, si è visto che l'attività fisica è quasi il 60% responsabile dell'aumento del peso corporeo, cioè chi non fa attività fisica aumenta il peso corporeo. L'attività fisica controlla il peso corporeo, più della dieta, 60% attività fisica, 40-50% no, il fattore nutrizionale. Quindi l'attività fisica è fondamentale. Professor Soardo, siamo già giunti al termine di questo appuntamento bisettimanale. Ci sarebbero ancora tante cose, tanti quesiti, quasi quasi la vedrei anche nella prossima puntata. Più che volentieri, la ringrazio molto. Allora così avremo l'opportunità di continuare a parlare e di sentire anche dei suggerimenti molto importanti per quanto riguarda la prevenzione. Non posso fare altro che ringraziarla. Ringraziamo quindi il professor Giorgio Soardo, che ricordiamo essere responsabile dell'ambulatorio di malattie del fegato della clinica medica dell'azienda sanitaria universitaria del Friuli Centrale. Grazie per averci seguito. L'appuntamento con la rubrica Family, Salute e Benessere per giovedì prossimo, sempre alla stessa ora. Arrivederci.